Morire a 30 anni a causa di una malattia rara, la neurofibromatosi. È doloroso anche doverlo raccontare. Una morte difficile da accettare quando si ha davanti il sogno di un'esistenza fatta di tante cose belle, sogni da realizzare, ma purtroppo sogni spezzati. Così è morta il 27 dicembre dello scorso anno Giorgia Graci di Castrofilippo, giovane artista e appassionata di scrittura, vincitrice di 2 premi letterari. Giorgia volle sensibilizzare l'opinione pubblica parlando della sua malattia e delle battaglie che stava combattendo. Nel messaggio lanciato dalla giovane castrofilippese vi è l'auspicio che in Italia e nel mondo ci fossero più centri specializzati per affrontare la terribile malattia. Giorgia possiamo dire che oggi rinasce attraverso le sue poesie raccolte in un libro che verrà presentato giovedì 7 agosto a Castrofilippo nel corso di una serata a lei dedicata. Sono poesie che racchiudono il tema della sofferenza, ma anche il tema della speranza. Il ricavato del libro, dal titolo Rinascere tra sentimenti e femminilità, verrà devoluto in beneficenza. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la mamma di Giorgia, la signora Caterina Agliata. Giorgia rinasce attraverso le poesie raccolte in un libro che verrà presentato giovedì 7 agosto a Castrofilippo nel corso di una serata dedicata proprio a Giorgia. Sì, Giorgia era mia figlia, una ragazza che purtroppo è venuta a mancare all'età di 30 anni per una malattia genetica rara, la neurofibromatosi di tipo 2. Giorgia all'età di 3 anni ha cominciato ad avere i primi problemi. La malattia è stata diagnosticata molto tempo dopo. Nel corso della sua vita ha avuto più di 18 interventi, ha fatto moltissime terapie sperimentali, però poi alla fine non c'è stato niente da fare. La malattia ha avuto il sopravvento. Giorgia ci ha lasciato tante cose belle, perché Giorgia era una ragazza molto sensibile, una ragazza intelligente e anche se era una ragazza disabile, riusciva a fare tante cose perché ci metteva impegno e non si fermava davanti a nessun ostacolo. Ecco, il messaggio di Giorgia è una testimonianza forte, un modo per sensibilizzare sulla grave malattia, come diceva lei. Qual è il messaggio che lei, signora mamma di Giorgia, si sente di rivolgere dai nostri microfoni? Quello di non arrendersi mai, lottare, perché Giorgia diceva la vita è bella e va vissuta appieno, non fermarsi, perché la vita è piena di ostacoli, è piena di barriere, però con la forza, con la buona volontà, alcune, perché non tutte, si possono superare. Quindi bisogna metterci impegno, fiducia e chiedere aiuto quando c'è bisogno. Allora, parlavamo della presentazione del libro di Giorgia sulle poesie scritte da lei. Ci può raccontare un pochino il contenuto del libro? Allora, partiamo dall'inizio. Perché Giorgia ha scritto questo libro? Durante il periodo della quarantena, quando siamo stati in quarantena tutti per il coronavirus, Giorgia ha pensato bene di scrivere le sue poesie. Lei aveva tanti frammenti sparsi in tanti diari, in tanti libri, allora li ha riuniti in una raccolta. E noi abbiamo trovato un libro già pronto con tutte queste poesie. Le poesie hanno diversi contenuti. In queste poesie si evince la sua sensibilità. Spesso parla dei suoi stati d'animo, delle incomprensioni, parla delle barriere, parla un poco della famiglia anche,
e delle sue vicissitudini. Parla dell'arte, perché Giorgia amava l'arte. Parla di musica, di canzoni, lei amava Franco Battiato ed è a lui che si rivolge spesso nelle sue poesie. Lei amava Frida Kahlo perché si vedeva in lei, anche lei è stata una grande donna che ha molto sofferto nella sua vita, che però ha trovato grande ricompensa nell'arte, perché lei, Frida, si esprimeva attraverso i suoi quadri e Giorgia si esprimeva attraverso le sue poesie.